vorrei trattare brevemente due punti fondamentali. Uno è i servizi di nuovo che faremo per i soci delle popolari, e in particolare gli sportelli che partiranno nel mese di luglio. E secondo, annunciare che questa settimana saremo in Veneto Banca, una delegazione dell'associazione con il dottor Rocca dello Studio Rocca di Milano, per visionare il libro Soci di Veneto Banca. Adesso vi spiegherò cosa andremo a fare esattamente. Allora, per quanto riguarda gli sportelli di assistenza soci, ne faremo uno sportello, ci sarà a Bassano e uno a Castelfranco Veneto. A Bassano le date sono 6 luglio, 13 luglio, 20 luglio e 27 luglio, mercoledì, dalle ore 19 alle ore 21 presso il Color Caffè, Patronato di Santissima Trinità a Bassano del Grappa, dalle ore 19 alle 21. L'altro invece è presso lo studio Guidotto a Castelfranco Veneto il 4 luglio e tutti i lunedì di luglio, dalle ore 18 alle ore 20. Questo servizio viene attivato solo per i soci dell'associazione Soci Banca Popolare Veneto, quindi bisogna essere iscritti o iscriversi quella sera stessa in cui si viene a fare la consulenza, e si prega anche di prenotare diciamo così, l'incontro. Quindi è un servizio che noi attiviamo su prenotazione. Poi sul nostro sito trovate tutte le istruzioni dettagliate. La nostra associazione si sta molto focalizzando sul servizio da prestare ai soci, in particolare sull'arbitrato presso la Consul che partirà in ottobre. La nostra associazione non partecipa, ha deciso di non partecipare a manifestazioni tipo sfilate in piazza, tipo proteste, perché riteniamo che siano inutili. Questi tipi di manifestazioni avrebbero una loro utilità solo se partecipano masse di persone, ma le manifestazioni che abbiamo visto finora, convocate dai vari gruppi associativi, hanno partorito dei topolini, sono andate 200-300 persone, quindi sono prive di senso, fanno solo perdere tempo, sono energie sprecate. La nostra associazione si sta concentrando sul tema come andare a recuperare i soldi per i soci, se è possibile recuperare qualcosa. Noi riteniamo che l'arbitrato sia la forma migliore, quindi in collaborazione con lo Studio Rocca di Milano perseguiremo molto fortemente questa strada. Abbiamo già dei soci che hanno inviato o stanno inviando le lettere di messa in mora, abbiamo già dei soci che hanno aderito al nostro servizio, e quindi noi crediamo con lo sportello di dare una grande mano a chi vuol fare questa azione. Infatti chi viene allo sportello è pregato anche di portare documenti che comprovino l'acquisto delle azioni o la mancata vendita, tutto quello che è la storia riguardante l'acquisto o la mancata vendita delle azioni delle popolari, Veneto Banca o Banca Popolare di Vicenza. L'altro punto fondamentale di cui volevo discutere, di cui volevo annunciare oggi, è la nostra presenza a Veneto Banca questa settimana per andare a visionare il libro Soci. Una nostra delegazione sarà presente in Veneto Banca con il dottor Rocca dello Studio Rocca di Milano e andremo a vedere tutta quella che è un po' la cronistoria del libro Soci Veneto Banca, quindi anche vedere quali sono stati eventualmente i soci scavalcati, che è un altro punto di grande importanza. Quindi andremo a fare questa ricerca che potrà iniziare adesso e proseguire anche nelle prossime settimane, perché il libro soci sono 4.000 pagine, quindi è molto complesso da analizzare, però crediamo sia un punto fondamentale. L'altro punto, la notizia di oggi, è che la Banca d'Italia ha pesanti responsabilità nel non aver fatto abbastanza per impedire il tracollo di Veneto Banca, perché già dal 2010 si sapeva che la Banca Italia sapeva che Veneto Banca non navigava in buone acque, che obbligava i correntisti o comunque sia i clienti a comprare azioni, che il valore era spropositatamente alto, per cui la nostra associazione sta studiando anche lì un esposto che potremo presentare in procura a Treviso contro gli ex vertici di Veneto Banca. Crediamo che anche questa sia un'azione fondamentale, cioè in questo momento noi agiremo sia sul lato dell'arbitrato per recuperare i soldi, sia sul lato giudiziario per cercare di fare tutte le azioni possibili. Le azioni di piazza, come detto, non ci interessano perché non sono efficaci e perché non si riesce a smuovere abbastanza l'opinione pubblica. Ecco, quindi credo che in questo momento noi stiamo dando un grosso aiuto a chi, ai soci che sono stati fregati con da queste due banche. L'altro giorno abbiamo fatto un interessante incontro a porte chiuse con il dottor Rocca,
sono intervenuti diversi soci e hanno spiegato la loro posizione. Non è escluso che nei prossimi mesi continuiamo anche con questi incontri a porte chiuse con il dottor Rocca nel quale ogni socio può presentare le problematiche relative. Ecco, pregherei anche le persone di non essere scettiche riguardo all'arbitrato presso la Consob, perché credetemi, in questo momento è l'unica cosa di fatto che concretamente è rimasta. È un arbitrato che non costa quasi niente, la nostra associazione ha un pacchetto, ha definito un pacchetto a prezzi ridotti con lo studio Rocca di Milano e entro fine anno pensiamo già di arrivare alle prime sentenze. Quindi pensiamo di poter arrivare a presentare diverse decine di ricorsi di arbitrati presso la Consob e di attivarli in tempi brevissimi. Ottobre partirà in modo anche formale l'arbitrato, ma noi dobbiamo già preparare le lettere di messa in mora che devono essere mandate per attivare la procedura. Quindi credo che sia, appunto, ripeto, un punto fondamentale e credo che noi su questa strada andremo avanti. Buongiorno a tutti.